Vince con grande sofferenza l'Akragas che ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per aggiudicarsi una gara difficile contro un Ragusa arrembante, veloce e combattivo. In diverse circostanze la squadra del tecnico Ignoffo è stata sul punto di raggiungere il pari. Infatti si sono registrati un pallonetto di Tuccio ed un paio di parate straordinarie del portiere biancazzurro sorrentino che ha evitato la capitolazione. Ma riavvolgiamo il nastro. Inizio spumeggiante dell'Akragas con il solito Jama che distribuisce abilmente invitanti palloni ai compagni del reparto avanzato e proprio all'8° minuto con un rasoterra tagliato serve millimetricamente il giovane Di Mauro appostato in aria. Un paio di passi avanti e tiro all'angolo basso di Galletti. Un vantaggio siglato con grande cinismo e che per certi versi sembrava di rivedere la gara vinta con la nuova Igea Virtus. Ma dopo un breve sbandamento viene tutta fuori la reazione e anche la freschezza fisica del Ragusa, che inizia a martellare a centrocampo. Al 30°, primo tiro in porta della compagine Iblea con Cardinale, il cui tiro sorvola di poco la traversa. Ma al 42° l'azzurro Mbaye va vicino al pari con un pallonetto e il portiere sorrentino si esalta e rinvia il pallone con un colpo di reni oltre la traversa. È la prima vera grande occasione per il Ragusa, che poi all'inizio del secondo tempo, esattamente al 47°, quindi dopo un paio di minuti, colpisce il palo con lo sgusciante Tuccio, sicuramente tra i migliori della propria squadra. Continua a pressare alto la compagine di Ignoffo, mantenendo il pallino del gioco e al 76° va ancora vicino al pari con il nuovo entrato Azzara con un tiro da fuori area. Si esalta Sorrentino che si distende e rinvia in angolo. La porta dell'Akragas sembra stregata per Ragusa che all'85° con Vitelli impegna severamente il guardiapalla cragantino Sorrentino, sicuramente il migliore in campo tra i biancazzurri. Dopo 5 minuti di recupero e qualche fallo di troppo, l'arbitro fischia la fine, decretando il passaggio del turno in favore dell'Akragas, che adesso se la vedrà con i cugini del Canicattì. Il Ragusa ha fatto un'ottima impressione, ha evidenziato una migliore freschezza fisica e combattezza nei vari reparti. Di contro un Akragas generoso che deve entrare nella mentalità del difficile campionato di Serie D. C'è tempo per migliorare e di certo per raggiungere determinati obiettivi occorrerà continuare a lavorare con vigore. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Tutte le partite non sono uguali, tutti gli avversari non sono uguali e io voglio fare i complimenti a Ragusa perché davvero è venuto qui ad Agrigento e ha sfornato una bella partita. Noi però siamo stati, devo dire, bravissimi, cinici alla prima occasione a mettere la palla dentro e siamo stati bravi anche a controllare e gestire la partita. Abbiamo rischiato ed è giusto anche saper soffrire. Oggi secondo me l'Akragas però ha dimostrato di essere una squadra non soltanto bella, ma anche una squadra che sa soffrire e per me è importante, un altro segnale importante. Mister, ti propongo la stessa domanda che ho fatto al tuo collega del Ragusa. Cosa prendi di questa partita e cosa invece non ti è piaciuto? No, l'ho appena detto, sicuramente rispetto alla scorsa partita, anche se cambia l'avversario, abbiamo fatto un passo indietro sotto il profilo della fase del possesso. Abbiamo sbagliato qualcosina anche in fase di non possesso, però è pure vero che siamo passati in vantaggio così presto, dove speravamo probabilmente in qualche transizione, in qualche ripartenza per cercare di chiudere la partita e invece non lo abbiamo fatto, abbiamo dovuto soffrire fino all'ultimo. Però ripeto, quello che prendo c'è di buono perché è una squadra, l'Akragas, che nonostante abbia tanta gente di qualità e si pensa soltanto a questo e si pensa soltanto che si debba vedere sempre il bel gioco, ci sono alcune volte dove il bel gioco invece viene meno, ma si vince 1-0 soffrendo ed è bello lo stesso. È stato bravo Sorrentino, ma fa parte di quello che è la squadra e quindi vanno i meriti anche al portiere per quello fatto. È ovvio che mi dispiace non aver passato questo turno, sono contento assolutamente della prestazione che hanno fornito i ragazzi, era un test importante per noi anche questo che ci permette di arrivare
a quello che è la prima di campionato e sicuramente uno con risultati positivi può lavorare in maniera più serena, ma soprattutto prendi una certa consapevolezza di quello che sono le tue forze. Però abbiamo trovato di fronte una squadra che ha fatto la sua partita, ci ha messo in difficoltà su qualche palla un po' tra virgolette definisco sporca, sulle seconde non siamo riusciti a essere più reattivi di loro e soprattutto nella prima parte abbiamo rischiato 2 o 3 situazioni di questo tipo, tra cui l'azione dove è nato il gol, che ci siamo parte mossi male noi, però c'è anche la bravura di chi la mette dentro ovviamente. Un tempo per parte, il primo tempo appannaggio dell'Agragas, il secondo tempo decisamente in vostro favore. Se lei dovesse scegliere, cosa prenderebbe dalla partita di oggi e cosa non rifarebbe? Allora, la partita di oggi prenderei un po' quello che è stata la seconda parte della gara, la reazione, prenderei il fatto di non volere mai mollare, di essere sempre o comunque cercare di essere padroni del proprio destino, perché le mie squadre devono sapere quello che fanno soprattutto, e quindi questa è la parte. Forse la cosa che non prenderei è, non so se è una questione di scarsa lucidità, ma soprattutto la prima parte la lucidità di solito ti manca nella fase un po' finale, invece nella prima parte li ho visti un po' appannati i miei ragazzi.